Va ora in onda la rassegna stampa. Searching places to find a piece of something to call mine. A piece of something to call mine. Coming closer to you. Ran along many moors, walked through many doors. The place where I wanna be is the place I can call mine. Is the place I can call mine. I'm moving, I'm coming, can you hear what I hear? It's calling you, my dear, out of reach. Take me to my knees, I can hear it calling you. I'm coming, not drowning, swimming closer to you. Never been here before. I'm intrigued, I'm unsure. I'm searching for more. Got something that's all mine. I've got something that's all mine. Take me somewhere I can breathe. I've got so much to see. This is where I wanna be. In a place I can call mine. In a place I can call mine. I'm moving, I'm coming, can you hear what I hear? It's calling you, my dear, out of reach. Take me to my knees, I can hear it calling you. I'm coming, not drowning, swimming closer to you. Moving, coming, can you hear what I hear? I hear it calling you, swimming closer to you. Many faces I have seen, many places I have been. Walked the desert, swam the shore. Many faces I have known, many ways in which I've grown. Moving closer on my own. I'm moving, I feel it. I'm coming, not drowning. I'm moving, I feel it. I'm coming, not drowning. I'm moving, I'm coming, can you hear what I hear? It's calling you, my dear, out of reach. Take me to my knees, I can hear it calling you. I'm coming, not drowning, swimming closer to you. I'm moving, I'm coming, can you hear what I hear? It's calling you, my dear, out of reach. Take me to my knees, I can hear it calling you. I'm coming, not drowning, swimming closer to you. To my knees. Buenos dias, dias. Una cordiale buona giornata a tutti quanti voi, gentili ascoltatori, e benvenuti e bentornati nella rassegna stampa. Sono le ore 8:35 nella giornata di sabato 22 agosto 2026 e bentornati quindi in questo consueto spazio mattutino di informazione qua su Radio Libertà. Ultimo appuntamento settimanale con la lettura del meglio dei giornali cartacei che potrete
trovare oggi in edicola, in compagnia del sottoscritto Lorenzo Grossi, schifosamente padrone di casa provvisorio di tale fascia oraria. Come al solito un calorosissimo e affettuosissimo saluto al qui presente Francesco, regista valido e più che mai prezioso, soprattutto nella giornata di sabato. Sì, un grande sacrificio per lui, però lo ringrazio ovviamente anche per essere il mio fidatissimo compagno di viaggio anche oggi. Voi potete andare fin da subito con i messaggi WhatsApp al numero 340 670 9659, mentre verso le ore 9:50, non prima, verranno aperte le linee telefoniche allo 02 92 94 72 22 e cercherò di dare voce a tutti coloro che vorranno esprimere le proprie pacate, concise opinioni. E poi, già che ci siete, visitate il sito ufficiale della radio, quindi www.radioliberta.net, e là avete modo di riascoltare le puntate di tutte le vostre trasmissioni preferite, nel caso ve le foste perse in diretta. Vi ricordo che già in questi giorni stanno andando in diretta molti programmi, e il resto ritornerà regolarmente in onda a partire da lunedì 7 settembre. Quindi rimanete assolutamente collegati in radio. Vedrete che da l'inizio del mese prossimo ci sarà un palinsesto nuovo e rinnovato, così come nuovo e rinnovato sarà il sito ufficiale, ve lo ripeto, www.radioliberta.net, e non perdetevi nemmeno i profili ufficiali di Radio Libertà, dove ci potete trovare sia su Facebook, su X, su Instagram, e naturalmente anche il canale ufficiale di YouTube. Beh, che dire, che estate sarebbe stata quella del 2000 senza Pure Sure's successo targato All Saint, un puro dream pop e ambient pop con alcuni aspetti un po' anche della musica elettronica e del rhythm and blues. La canzone poi verrà iscritta nella colonna sonora ufficiale del film The Beach, con protagonista Leonardo DiCaprio, e poi riscuoterà un più che discreto successo pure in Italia grazie al suo utilizzo in forma jingle in alcuni spot pubblicitari, ad esempio in un famosissimo marchio che opera nei settori dei prodotti della preparazione del caffè, del riscaldamento e della climatizzazione. Non aggiungo altro, diciamo soltanto che l'azienda in questione ha sede a Treviso. Ops, mi è scappato, l'ho detto. Va bene, detto questo, che cosa bolle in pentola oggi? Allora, oggi andremo abbastanza tirati, abbastanza di fretta, ma con moderazione, perché oggi la versione della rassegna stampa è ridotta. In più verremo giustamente sospesi anche dall'editoriale del direttore Giovanni Sallusti, e voi sapete che questa settimana è stata un po' piena di grandi domande tormentoni, no? Ci siamo chiesti oggi il Corriere della Sera quale esponente della Lega intervisterà, e questo lo scopriremo soltanto tra una mezz'oretta circa. Poi ci siamo chiesti, ma il buon Sigfrido Ranucci alla fine ha querelato o non ha querelato la magistrata Clementina Forleo? Alla fine pare che la risposta sia sì, ma poi ci sono state smentite e controsmentite tra lui e il suo stesso avvocato. Ma c'è in realtà poi una terza domanda che ha fatto da fil rouge in questi 6 giorni in vostra compagnia, ovvero: quale paese europeo ha deciso di rispedire i dublinanti in Italia? E la risposta è arrivata nelle scorse ore, e ce la riporta appunto qua il Corriere della Sera, che parla anche del fatto che Giorgia Meloni ha deciso di rompere il silenzio sul caso proprio dei dublinanti, dopo diversi giorni di polemiche incrociate tra maggioranza e opposizioni. Eccolo qua, quindi partiamo dal Corriere della Sera, il titolo centrale in prima pagina: migranti, l'affondo di Meloni. La premier dice nessun boomerang, il patto UE ci tutela, mentre l'opposizione conferma la sua opinione, quindi dice che la premier ha fallito. Nel frattempo trasferimenti in Italia anche dall'Olanda. L'intervista al New York Times fatta dalla Presidente del Consiglio, che aggiunge: con Donald Trump pensavo fosse più facile. Nelle pagine
interne, esattamente a partire da pagina 4, appunto, si dà conto delle ultime novità riguardanti le decisioni anche di Olanda e Irlanda. Faremo trasferimenti in Italia e la Germania conferma intanto l'ipotesi di hub in Uganda. Irene Soave, l'inviata, scrive che si sono aggiunte, appunto Olanda e Irlanda e quindi in totale sono 7, un paese europeo al giorno negli ultimi giorni si è unito a un coro che invoca applicazione rigorosa del GEAS, il nuovo patto immigrazione-asilo. E quindi il rinvio in Italia dei cosiddetti dublinanti, i richiedenti asilo che vivono nel ricco nord ma sono approdati in primis nel nostro paese. Ieri è toccato a Olanda e Irlanda e la De Vries, portavoce del Ministero della Giustizia e della Sicurezza dell'Aia, ha detto ieri che stiamo avviando questo processo anche con l'Italia. Sono in corso contatti per definire una procedura efficace. E da Dublino si fa sapere che l'Irlanda continua a rispettare e elaborare le notifiche, le richieste e i trasferimenti dei richiedenti asilo verso tutti gli stati membri dell'Unione Europea, Italia compresa. Nella comunicazione della portavoce olandese c'è anche un chiarimento non piccolo. Il patto sulla migrazione e l'asilo è entrato in vigore il 12 giugno. Da quel momento in poi tutti gli Stati membri sono tenuti a rispettarne le norme. La frase chiave, nel contesto di confusione in cui i rimpatri verso l'Italia si stanno avviando in questi giorni, è dal 12 giugno per l'appunto. Significa che i Paesi Bassi rimanderanno in Italia non solo i richiedenti asilo che sono arrivati dopo quella data e che non considera la norma retroattiva. Il concetto lo ha ribadito poi nel pomeriggio di ieri il ministro olandese per l'asilo Bart van der Brink, che questa settimana ha incontrato il ministro italiano dell'interno Matteo Piantedosi. È la stessa posizione già assunta dalle cancellerie del nord, quindi Svezia e Finlandia, che si sono unite giovedì al coro dei trasferimenti e questo non è poco perché poi Germania, Austria e Svizzera non hanno ancora sciolto, per esempio, questa ambiguità. Il caso pilota dei 3 migranti che la Germania ha annunciato di voler rimandare in Italia, e 2 sarebbero dovuti arrivare entro ieri, ma non se ne ha notizia, forse in attesa di colloqui tra i 2 governi. Una ha trovato ospitalità in una chiesa a Norimberga e quindi questo caso pilota riguarda 3 richieste d'asilo relative ad arrivi ben precedenti il 12 giugno. Il Corriere della Sera ci ricorda che 85 sono i dublinanti nel 2025 da paesi europei, sono arrivate alle autorità italiane 24.152 richieste relative a persone da rimandare in Italia, dove erano approdate in base al regolamento di Dublino e per l'appunto Roma ne ha accolte 85. Vi consiglio, perché è particolarmente interessante, il questionario con poi ovviamente relative risposte che sempre sul Corriere della Sera viene fatto a pagina 5, ci si chiede chi può essere rimandato indietro e quali sono le norme che vanno rispettate, dalla moratoria ai patti bilaterali. Ecco i nodi. Quindi ad esempio viene chiesto la moratoria invocata dall'Italia per azzerare le richieste di trasferimento sul suo territorio da parte dei paesi europei, di dublinanti arrivati prima del 12 giugno scorso e quindi dell'entrata in vigore del patto sull'asilo e l'immigrazione. È conforme oppure no alle forme del diritto europeo? La risposta è no. L'unica cosa che potrebbe portare al risultato sperato da Roma potrebbe essere un'intesa bilaterale per cancellare o limitare l'arretrato, ma oggi non sembra che ci sia ancora, dice Daniele Gallo, ordinario di diritto europeo alla LUIS di Roma. Qual è la norma che deve essere rispettata dall'Italia? È quella prevista dal regolamento di Dublino 3, che disciplina il ritorno del migrante nel paese di approdo in attesa che venga definita la sua richiesta di protezione internazionale. Potrebbero dunque tornare in Italia migliaia di migranti? Questo appare inverosimile, ovvero che gli oltre 24.000 dublinanti possono essere rimandati indietro, se non altro perché
caso per caso deve essere verificata ogni posizione su termini e procedure del trasferimento. Il patto, rispetto a Dublino 3, contiene il principio operativo della solidarietà da parte dei paesi non di approdo, o come l'Olanda e la Germania, ad esempio, obbligati a supportare le nazioni soggette a flussi massicci di immigrazione, a un allarme riconosciuto dalla stessa Commissione europea. Insomma, qua a pagina 3 il questionario procede, vi invito tutti a leggerlo. Ad esempio, un'ultima questione: il patto si esprime anche sul modello Albania? No, non c'è una cristallizzazione di quel modello, non è codificato, ma è anche vero che l'Unione Europea ha supportato il ricorso a paesi terzi, tanto che quanto previsto dall'ordinamento italiano potrebbe essere considerato compatibile con il diritto europeo. In generale, sulla esternalizzazione dei migranti c'è una maggiore apertura, conclude Gallo. Il Corriere della Sera però nelle precedenti pagine, esattamente a pagina 2, racconta lo scontro in atto tra centrodestra e centrosinistra e soprattutto la risposta articolata che Giorgia Meloni ha voluto concedere soprattutto alla Schlein in un lungo post su Facebook. Elly Schlein parla di boomerang e di un presunto fallimento del governo della gestione dei migranti, ma prima di fare propaganda sarebbe utile conoscere la differenza tra le questioni di cui parla. Dopo giorni di critiche dure dell'opposizione sulla decisione di sospendere Schengen con la Spagna, dopo la crisi di Ceuta, Giorgia Meloni ha dedicato un lungo post di risposta alla segretaria del Partito Democratico, bacchettandola. Schengen e il patto su migrazione e asilo sono due cose completamente diverse e non c'entrano nulla tra loro, ed è proprio il nuovo patto che segna una svolta positiva per l'Italia nella gestione di migranti cosiddetti dublinanti. La leader Dem aveva criticato la trovata propagandistica di Meloni di sospendere Schengen contro la Spagna e aveva aggiunto: così, appena dopo la Germania, Austria e Svizzera, anche Finlandia e Svezia dichiarano che ricominciano a rimandare in Italia i migranti entrati in Europa nel nostro paese, ma per Meloni non si possono mescolare due temi diversi. Le nuove regole, sottolinea, tutelano molto di più gli stati di primo ingresso in tema di richieste di asilo e con il rafforzamento del principio di paese terzo sicuro voluto dall'Italia sarà più semplice effettuare rimpatri accelerati. E poi la Premier rimarca che il governo ha contrastato l'applicazione di regole insensatamente penalizzanti per noi e dal 2023 a oggi ha respinto circa 80.000 richieste di presa in carico provenienti da altri stati membri. Inoltre Meloni rivendica la fermezza di non aver accettato passivamente ciò che gli altri stati ci chiedono. Ipotizza che la sinistra avrebbe, al contrario, accolto tutte le richieste, aggravando la gestione dei flussi. E infatti termina così il suo post su Facebook. La priorità per l'Italia resta, in ogni caso, il contrasto all'immigrazione illegale di massa, non decidere semplicemente come distribuire i migranti in Europa. E noi continueremo a lavorare per ridurre drasticamente gli arrivi irregolari. Così Giorgia Meloni nell'articolo a firma di Virginia Piccolillo che trovate a pagina 2 del Corriere della Sera. A pagina 3 poi invece viene riassunta l'intervista che la stessa Giorgia Meloni ha concesso al New York Times, dove parla del suo rapporto con Donald Trump. Pensavo sarebbe stato più facile, ma credo nell'Occidente unito. La Premier sottolinea: non decido io la strategia sulla base dei legami personali. Naturalmente tutto quello che è capitato in questo inizio estate a seguito dell'ultimo G7 e poi delle dichiarazioni che Donald Trump aveva fatto contro la Meloni, la quale poi prosegue nell'intervista al New York Times: ciò che m'ha portato qui è stato il coraggio di schierarmi dalla parte scomoda della storia. Mi interessa se sono libera di diventare presidente del Consiglio. Questo è uguaglianza, non essere chiamata la presidente. Questa è la chiosa conclusiva di Giorgia Meloni durante la sua lunga intervista al New York Times, qua ripresa dal Corriere della Sera. Passiamo ora sulle pagine di Repubblica, pagine 4 e 5.
Anche Irlanda e Olanda trasferiranno i migranti. Il governo difende il patto e salgono così a 7 i paesi che invieranno i richiedenti asilo. Meloni a Schlein non è un boomerang, mentre Sergio Mattarella sottolinea umanità contro l'odio del diverso. L'articolo è a cura di Miriam Di Peri. In taglio basso invece Alessandra Ziniti parla del ministro dell'interno e ora Piantedosi minimizza. I dublinanti nessun problema. Il titolare del Viminale getta acqua sul fuoco. A oggi solo 3 ritorni, ma dall'avvio del nuovo meccanismo gli sbarchi sono stati 5.600, che è il numero proprio di migranti arrivati in Italia dallo scorso 12 giugno, data di avvio delle nuove regole del patto UE. In teoria, se vanno altrove, potranno essere rimpatriati nel nostro paese. A pagina 5 di Repubblica, Jacopo Scaramuzzi intervista invece Andrea Riccardi, che è lo storico fondatore della comunità di Sant'Egidio, nonché ministro all'epoca del governo Monti, che propugna la necessità di sottrarre i migranti alla sola logica securitaria e dice l'Unione Europea lavori sull'integrazione, basta disumanizzare i più deboli. Secondo Riccardi, il clima preelettorale fa sì che si moltiplichino questi giochetti nazionali e non si veda la solidarietà. Non regge più la clausola che prevede di rinviare nel paese d'approdo chi è arrivato d'Europa. Qua una paginata intera, l'intervista per l'appunto ad Andrea Riccardi, pagina 5 di Repubblica. Passiamo ora invece alla stampa di Torino, nella crisi dei dublinanti, che ne parla a pagina 6, Meloni sul caso migranti nessun boomerang, il nuovo patto ci tutela, la replica a Schlein. Abbiamo respinto 80.000 richieste. Fischi per la Premier intanto all'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo, l'inaugurazione che si è tenuta ieri sera allo stadio di Taranto. In taglio basso l'intervista che la Premier ha concesso al New York Times, in viso a Donald Trump, e minimizza il fascismo. Furono anni complessi, la scelta di farsi intervistare dal quotidiano Liberal con il presidente degli Stati Uniti pensavo fosse più facile. Mentre a pagina 7 Federico Capurso intervista Lucia Annunziata, che è la parlamentare europea eletta 2 anni fa per il Partito Democratico. Su Schengen si sfalda l'Europa e anche il governo è responsabile. La sinistra offra però un'alternativa, secondo l'ex conduttrice Rai di In Mezz'ora, si picconano 2 accordi comunitari, 2 colonne poste alla base dell'idea stessa del vivere insieme. Il primo quesito per il centrosinistra è a quale elettorato ci si rivolge, mentre su Israele ci sono spinte che arrivano da giovani. Questa l'intervista che potrete trovare a pagina 7 della Stampa. Tuffiamoci invece nel quotidiano Il Giornale, che prende la notizia a partire da pagina 7. Sì, intanto appunto si parla anche di Donald Trump che dice Iran spazzato via, da Teheran segnali divergenti. Donald dice che controlliamo Hormuz, mentre invece Pezeshkian dice siamo una posizione di forza, meglio finire la guerra. Ma i Pasdaran si dicono pronti all'escalation. Mentre invece tutta la faccenda riguardante le parole di Giorgia Meloni, il quotidiano diretto da Tommaso Cerno ne parla diffusamente nelle pagine, sia nella pagina centrale che vi faccio vedere l'intervista Io e Donald, ecco com'è andata. Meloni racconta al New York Times il suo rapporto con il tycoon, con Trump speravo fosse più facile, lo sentirò, vedremo e credo ancora nell'Occidente unito. E sui migranti di ritorno e scontro con l'opposizione. Per l'appunto a pagina 2 del giornale Adalberto Signori riporta le parole di Giorgia Meloni, il titolone
che prende sia pagina 2 sia pagina 3 del giornale è a testa alta, alleata ma non sottomessa, così l'Italia di Giorgia davanti al mondo mago, 2 anni di alti e bassi. Francesco Giubilei sottolinea questo tentativo di disgelo dopo, l'idillio, la crisi diplomatica di primavera, e per il Financial Times i trampiani chiedono fedeltà. Questo potrete trovare a pagina 2 e 3 del quotidiano Il Giornale. Ci spostiamo invece adesso su Libero, che riporta le parole della premier e di una Meloni all'americana, i rapporti difficili con Trump, le bugie PD 5 Stelle sui migranti, la sua visione del fascismo. Il premier parla al New York Times e sfida ancora l'opposizione. Libero ne parla nelle pagine a partire da pagina 2, Meloni a tutto campo, il rapporto con Trump pensavo fosse più facile, e smaschera la Schlein. Le parole sul tycoon al New York Times: parlargli vedremo, ma noi mai ruota di scorta. E sui migranti bastona Schlein, si deve informare prima di fare propaganda. Il lungo articolo a firma di Tommaso Montesano. Ci sono poi c'è un focus sulle parole riguardanti il fascismo, sempre provenienti dalla Presidente del Consiglio. Vivendolo l'avremmo percepito diversamente. Giorgia sul fascismo fa impazzire la sinistra. Le parole della leader di Fratelli d'Italia al quotidiano americano scatenano la reazione scomposta del PD. Arturo Scotto dice: non dire che alcuni si opposero a Mussolini è un'enormità. L'affondo poi di Nello Musumeci, del ministro Musumeci: l'antifascismo è la più grande industria per l'opposizione. La frase incriminata di Giorgia Meloni è la seguente: se guardiamo a quella storia, oggi è una cosa, se l'avessimo vista stando nel mezzo di quegli eventi, l'avremmo percepita diversamente. Così appunto Michele Zaccardi ci racconta le polemiche incrociate anche sulla frase detta da Giorgia Meloni a proposito del fascismo. A pagine 4-5 si torna a parlare ad ampio raggio invece di immigrazione. Sanchez non riesce a svuotare Ceuta, migranti di nuovo lì, mentre a pagina 5 Piantedosi gela la sinistra. Qui solo 20 dublinanti all'anno. Il ministro spegne gli allarmi sul rientro degli stranieri dagli altri paesi e Meloni spiega a Schlein il nuovo patto UE, l'intesa con l'Olanda fatta 2 mesi prima dei fatti spagnoli. Così Libero. Velocemente anche sul quotidiano Il Tempo, che a pagina 10 racconta: Meloni smonta le fake sui migranti dublinanti e con Trump pensavo sarebbe stato più facile. La premier a Schlein: respinto 80.000 irregolari, con voi sarebbero tutti entrati. E Piantedosi fornisce i dati: ma quale invasione? In 2 mesi sono tornati solo in 3. Dario Martini che esprime il suo articolo, scrive il suo articolo contro la propaganda della sinistra. Andiamo poi a vedere anche il quotidiano La Verità, sempre su questi temi internazionali. A pagina innanzitutto vediamo qua il titolone in prima pagina: ecco quanti migranti si sono fatti rifilare i governi di sinistra. Dal 2013 con Letta al 2022 con Draghi l'Italia si è ripresa 35.440 extracomunitari dagli altri stati europei in base all'accordo di Dublino, per cui l'opposizione che attacca il premier perché accoglie appena 3 stranieri deve solo stare zitta. Con la Meloni respinto 80.000 clandestini. Il problema è un altro: la UE ha fallito e ognuno fa per sé sui confini. A pagina 2, per chi fosse interessato, Alessandro Rico mostra nel dettaglio i numeri durante i governi di centrosinistra. La sinistra pontifica sui migranti, ma quando governava ne ha ripresi 35.000. Così il quotidiano La Verità. Concludiamo con il Fatto Quotidiano, che parla a pagina 2 della Giorgia Meloni, e che in questo momento si troverebbe in crisi, snobba Trump e bleffa sui migranti. Il patto UE, dice, è un successo. Lorenzo Giarelli che parla di rivoluzione dell'orgoglio, oppure Olanda e Irlanda si uniscono al fronte del nord.
dei dublinanti in Italia, ma la Premier parla dei rapporti con gli Stati Uniti e di storia, citando i giovani sacrificati dall'antifascismo. Questa è la pagina che si trova appunto sul Fatto Quotidiano a proposito delle grandi polemiche di agosto. Bene, così dobbiamo fermarci provvisoriamente con la rassegna stampa, però tra poco, se vi va, e lo chiedo soprattutto al buon Francesco, ci potremo fare una partitina a calcio di spiaggia improvvisando una costruzione di porte, tipo, non so, un Italia-Marocco, se arrivi ai 10. Allora, ma sei scemo? Vabbè, dai, tanto mettiamoci un costume da bagno in questa sosta, ma perché non sembra, ma stiamo tornando. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Che cos'è l'amore? Chiedilo al vento che sferza il suo lamento sulla ghiaia del viale del tramonto, alla maca gelata che ha perso il suo gazebo, guai dalla stagione andata all'ombra del lampione Sanssouci. Che cos'è l'amore? Chiedilo alla porta, alla guardarobiera nera e al suo romanzo rosa che sfoglia senza posa, al saluto riverente del peruviano dondolante che china il capo al lustro della settima polare. Permette signorina, sono il re della cantina, volteggio tutto crocco sotto i lumi dell'arco di San Rocco, ma s'appoggi pure volentieri fino all'alba livida di bruma che ci asciuga e ci consuma. Che cos'è l'amore? È un sasso nella scarpa che punge il passo lento di bolero con l'ammazzone straniera, stringere per finta un'estranea cavaliera e il rito d'ogni sera perso al caldo dei pua di Sanssouci. Che cos'è l'amore? È la ramona che entra in campo, è come una vaiassa a colpo grosso, te la muove e te la squassa, ai tacchi alti e il culo basso, la panza nuda e si dimena, scuote la testa da invasata col consesso dell'amica sua fidata. Permette signorina, sono il re della cantina, vampiro nella vigna, sottrattor nella cucina, son monarca e son boemio, se questa è la miseria mi ci tuffo con dignità da re. Che cos'è l'amore? È un indirizzo sul Comò di un posto d'oltremare che è lontano solo prima d'arrivare. Partita sei partita e mi trovo ricacciato mio malgrado nel girone antico qui dannato tra gli inferi dei pari. Che cos'è l'amore? È quello che rimane da spartirsi e litigarsi nel setaccio della penultima ora. Qualche star da ravarino mi permetto di salvare al suo destino dalla rulo ghiacciata degli immigrati accesi della banda Sanssouci. Permette signorina, sono il re della cantina, vampiro nella vigna, sottrattor nella cucina, son monarca e son boemio, se questa è la miseria mi ci tuffo con dignità da re. Permette signorina, sono il re della cantina, volteggio tutto crocco sotto i lumi dell'arco di San Rocco, son monarca e son boemio, se questa è la miseria mi ci tuffo con dignità da re.
Che dire, le intramontabili note di Vinicio Capossela che ci hanno fatto riaffiorare alla mente la leggendaria scena di Tre uomini una gamba di Aldo, Giovanni e Giacomo, la scena di Jair, del ritorno della grande Inter, della rovesciata spettacolare di Giovanni Storti, del colpo di testa vincente di Aldo Baio partito sotto la sabbia, del rigore parato da Marina Mascheroni con un colpo di Reni, pam! Quindi meraviglioso, bello, bello, ma in tutto questo come abbiamo fatto a perdere 10-3? Ma del resto, fino a quando uno si ostina a schierare la squadra zona, è chiaro che si perde, perché il Marocco è forte fisicamente, non puoi mettere la difesa alta, che quelli ti infilano in contropiede. Grandissima gag geniale di quello straordinario film esordio del trio del 1997. E quindi, dopo Che cos'è l'amore del 94, torniamo invece a noi, torniamo alla rassegna stampa qua su Radio Libertà in diretta alle 9.06, WhatsApp per inviare i messaggi. Ve lo ripeto, 340 670 9659 e poi verso le 9.40 ne leggerò qualcuno e poi vi ricordo che invece le linee telefoniche saranno aperte solo alle 9.50. Torniamo agli argomenti, ai temi della politica interna dei partiti italiani. Cominciamo da quello che sta succedendo in questi giorni sul Corriere della Sera. Vi dicevo prima che uno dei grandi tormentoni settimanali è quale esponente della Lega verrà intervistato del Corriere della Sera. Pochissimi secondi e ve lo dirò. Nel frattempo però proprio il Corriere della Sera, pagina 12, e lo possiamo vedere, dice proprio che c'è il gelo con il fronte nordista contro Salvini. A nessuno interessano queste cose. A fine mese ci si terrà l'incontro chiesto dai governatori. Nel frattempo ieri c'è stata la colazione a Pinzolo con Fugatti, con il presidente della provincia autonoma di Trento. Alberto Stefani dice che il congresso c'è già stato un anno fa, non se ne può celebrare uno ogni 2 mesi. Intanto, prima di Pontida, il segretario presenterà al partito la linea che emergerà al raduno. E poi eccola qua in taglio basso, chiedo alla regia che se si può mostrare l'intervista che il Corriere della Sera fatto ad Armando Siri. Perché il coordinatore dei dipartimenti leghista e il padre della flat tax riesce sempre a spiazzare e quindi dice che non serve il capro espiatorio. Pontida, niente contestazioni. I militanti chiedono solo unità. Facciamoci promotori di una grande costituente. L'intervista che è fatta da Marco Cremonese, che è l'inviato a Pinzolo in questi giorni, dove tra poco, tra l'altro oggi pomeriggio, verso le ore 17:30, Matteo Salvini terrà un comizio che è un po' il primo dopo le durissime recenti polemiche dei rappresentanti istituzionali del Nord, e soprattutto i governatori del Nord contestano la linea di Salvini e viene chiesto a Siri se hanno torto. Non è una questione di torto o ragione e il punto non è Salvini, a parte il fatto che abbiamo 5 ministri e sono lombardi. Io penso che nella Lega tutti abbiamo a cuore il futuro del partito, però non ci si può limitare a cercare un capro espiatorio. Bisogna semmai usare tutti gli spazi di visibilità che abbiamo per raccontare il lavoro fatto in questi anni di governo, con uno sprone certo a fare di più. I nordisti dicono che la Lega debba fare il sindacato di territorio più che il partito sovranista. Per fare la Lega, che è un partito antisistema, dovremmo stare all'opposizione o almeno riuscire a incidere realmente sull'agenda politica cambiando lo status quo, incluso quello europeo. In che senso? La Lega è risalita dal 3% quando Salvini ha preso una posizione coraggiosa contro l'euro. Gli elettori hanno bisogno di una politica coraggiosa che non solo prometta ma poi mantenga. Per farlo dobbiamo essere disposti a rimettere in discussione l'intero impianto e dunque la Lega dovrebbe farsi promotrice di una grande costituente. In che cosa consiste la costituente?
in un ragionamento pubblico su cosa è necessario fare per uscire dalla palude, per poter fare quello che è stato promesso. La Lega aveva promesso lo stop all'immigrazione e il suo segretario è stato sotto processo per 6 anni per non avere per avere mantenuto la promessa. Non possiamo parlare per anni di infrastrutture per poi vederle bloccate da 100 organismi che si allineano per farle fallire. Ma così la politica tutta è destinata a fallire. Non è il bilanciamento dei poteri tipico delle democrazie, gli viene chiesto. Ci sono democrazie che funzionano, dove chi vince governa, costruisce strade, ponti e abbassa le tasse. Se lo ha promesso in campagna elettorale. Bisogna rifondare il sistema. Le promesse qui o non vengono mantenute o vengono drasticamente annacquate. Molti oggi sembrano credere a Vannacci e Siri risponde: rischiano di essere disillusi da un sistema che non è stato cambiato nemmeno da una Lega al 34%. Come possono pensare che un Vannacci al 7% ce la possa fare? E poi l'opposizione interna parla di andare verso una Lega del Nord, del centro, del Sud. Lei è d'accordo? La Lega non è appetibile se si dà un colpo di cipria. Bisogna sapere cosa dire all'imprenditore del Nord, al professionista del centro, all'agricoltore del Sud. Ma poi è fondamentale fare quello che si promette. A Pontida teme contestazioni? È l'ultima domanda che gli viene posto. No, perché i militanti della Lega vogliono l'unità del partito e sanno che Salvini si è speso sempre. Chiedono unità ed è quello che dobbiamo fare, restare uniti e provare una strada che per me è la grande costituente. Questa quindi è l'intervista rilasciata da Armando Siri sulle pagine del Corriere della Sera. A proposito sempre di questioni interne al partito leghista, voliamo a pagina 14 del quotidiano Repubblica perché secondo Matteo Pucciarelli dentro la Lega Salvini resta solo. Salta anche l'evento con Fugatti, i ribelli chiedono ora risposte. A Pinzolo soltanto un caffè e niente confronto pubblico con il governatore trentino. Piantedosi nel frattempo si schiera con il segretario, lui ha salvato il Carroccio. In questi giorni Attilio Fontana e Massimiliano Romeo si sono esposti in chiaro negli ultimi giorni, Luca Zaia e Massimiliano Federico non ancora, ma tra loro il contatto è continuo e oggi a Ponzolo, in provincia di Trento, Matteo Salvini farà l'ormai consueto incontro in piazza di Finagosto, che negli anni ha preso il posto dell'appuntamento ferragostano a Ponte di Legno. A fare compagnia non ci sarà il presidente della provincia autonoma di Trento, Fugatti, indiziato con gli altri di ribellismo. Si parla di impegni familiari assunti in precedenza, però non è un bellissimo segnale. Arriva il punto di domanda, capitano, e non ti fai vedere in pubblico con lui per scacciare ogni retropensiero altrui. Ieri mattina i due hanno comunque preso un caffè insieme e poi i comunicatori del Carroccio hanno diramato la nota dell'incontro cordiale e amichevole avvenuto alla presenza del segretario trentino della Lega Diego Binelli, durante il quale si è parlato di numerose tematiche, tra cui Trentino, attività del governo, Lega, tesseramento e futuro. Il clima tuttavia resta da guerra fredda, di sospetto, di attesa. La mini contestazione di 2 giorni fa alla Versigliana dei lealisti contro il presidente della Lombardia, il capogruppo al Senato, con un fedelissimo di Salvini in missione come Eugenio Zoffili in platea a seguire il cognato del segretario Tommaso Verdini, a dimostrazione dell'influenza della famiglia sul vice premier, intento a scattare foto del pubblico pensando di non essere riconosciuto. Tutto questo renderebbe l'idea di una frattura non semplice da ricomporre. Poi siamo noi che vogliamo dividere il partito e distruggere la Lega, aveva commentato a caldo Romeo. Ieri ha parlato il ministro Piantedosi, che però non è leghista, ma è un ministro d'area, per così dire, e il titolare di Viminale si è così espresso. Quando Salvini è diventato segretario, ha salvato un partito che era in crisi, garantendogli una centralità
sul piano politico e di governo. Spiace che molti, che pure hanno beneficiato della sua leadership, sembrano essersene dimenticati, senza peraltro proporre formule politiche particolarmente innovative, sono le parole di Viminale rilasciate all'agenzia ANSA. Dentro il partito invece c'è un'ampia area grigia che resta alla finestra a osservare senza esporsi, in attesa di capire quale sia l'esito su cui scommettere. Nella Lega, dall'impronta leninista, ci si butta solo quando si è abbastanza certi del finale. Ma come in un lampo fu fatto fuori il fondatore Umberto Bossi, adulato per anni e poi scaricato nel giro di una notte, si capisce bene che neanche Salvini può sentirsi davvero al sicuro. Se poi la scelta sarà quella dell'arroccamento in un partito che da statuto si definisce Lega per Salvini Premier, allora ai nordisti non resterà che la scissione e a nessuno sfugge il dialogo intrapreso negli ultimi mesi tra Luca Zaia e Marina Berlusconi. Così a pagina 14 il quotidiano Repubblica. Spostiamoci invece su un giornale diversissimo, ovvero su su Il Giornale diretto da Tommaso Cerno, che di Lega ne parla diffusamente, o meglio, ne parla in un scusate che intanto stiamo vedendo qua, eccolo qua, sì, a pagina 11 il quotidiano Libero ne parla in un ritaglio in basso con un articolo a firma Michel Dessy, l'incontro di Salvini con Fugatti, Piantedosi ribadisce lui ha salvato la Lega. Matteo Salvini serra i ranghi, dopo giorni di polemiche interne alla Lega, il segretario prova a riunire il partito. Ieri mattina a Pinzolo ha incontrato il presidente Fugatti, presidente della provincia autonoma di Trento, un faccia a faccia cordiale e amichevole, durante il quale si è parlato di Trentino, governo, tesseramento e soprattutto futuro del Carroccio. Un altro segnale arriva dal Veneto con Alberto Stefani, che si schiera di fatto con Salvini e raffredda le richieste di chi vorrebbe riaprire la discussione sulla leadership. C'è stato un congresso un anno fa e non può essere celebrato ogni 2 mesi, taglia corto il governatore veneto dal meeting di Rimini. E per Stefani un movimento deve occuparsi di dare risposte ai cittadini e ai territori, ricordando anche che gli amministratori sono sempre stati coinvolti. Sono parole che arrivano dopo le tensioni degli ultimi giorni e mentre Salvini prepara i prossimi passaggi. Anche qua viene riportato il discorso di sostegno del ministro Piantedosi, che si è detto molto dispiaciuto per gli attacchi che subisce ingiustamente Matteo Salvini e quando è diventato segretario della Lega ha salvato un partito che era in crisi. L'attesa adesso è per questo tardo pomeriggio, quando il leader leghista parlerà a Pinzolo e potrebbe tornare sulle fibrillazioni interne, dice Michel Dessy su Il Giornale. Vi leggo invece l'editoriale che potete trovare in prima pagina su Libero, a cura del direttore responsabile di Libero, Alessandro Sallusti, che parla della crisi di mezza età della Lega. Lo scossone c'è stato e si è sentito forte e chiaro. Possibile che ne seguiranno altri di assestamento. Ma l'importante è che Casa Lega resta in piedi. La dissoluzione del più vecchio partito presente in Parlamento è un rischio che non ha senso correre. Umberto Bossi ce lo portò nel dicembre del 1987 in un paese ancora a trazione DC. Il segretario di allora era Ciriaco De Mita. Era ancora vivo e forte il Partito Comunista, Bettino Craxi guidava saldamente il Partito Socialista e Giorgio Almirante invece era a capo del Movimento Sociale. Silvio Berlusconi si occupava solo di calcio, affari, televisioni. Di quell'era politica non resta più nulla se non il partito del senatore, allora unico leghista eletto a Palazzo Madama. Da qualche parte un motivo ci sarà pure se quella sgangherata storia iniziata al grido di secessione è l'unica sopravvissuta alle intemperie esterne e interne. Piaccia o no, significa che c'era sostanza, visione e, perché no, una passione contagiosa. L'anno prossimo saranno 40 anni di onorata attività, una lunghezza di vita che pone la Lega a livello dei grandi partiti popolari che hanno attraversato la Repubblica.
e senza entrare nel merito delle diatribe in corso che non tocca a noi giudicare, è possibile che il cuore del problema stia proprio nella questione anagrafica. Il Carroccio probabilmente sta attraversando una naturale crisi legata agli anni, come è naturale che sia, non quella delle idee e dei valori che restano gli stessi della fondazione. Un partito ha dinamiche simili a quelli degli esseri umani, un suo cuore pulsa, i acciacchi sono all'ordine del giorno, la vita presenta alti e bassi, ma vale sempre la pena di andare avanti. Un rimedio lo si trova sempre. Non solo il centrodestra, direi la democrazia e il paese hanno bisogno che la Lega si rimetta al più presto in forma. È il momento che chi ha più buon senso lo usi, dice Alessandro Salusti al termine del suo editoriale questa mattina in prima pagina sul quotidiano Libero. Anche Il Tempo parla delle fibrillazioni interne al partito, e con un articolo a firma di Michele Marrone, che è il consigliere giuridico del vice premier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, nonché assessore regionale del Molise, dice che alla Lega serve unità, non una resa dei conti. Marrone parla del futuro del partito. Salvini è stato confermato un anno fa senza candidature diverse. Ora puntare tutto su autonomia, sicurezza, lavoro, imprese e infrastrutture. Questo è quello che è stato pubblicato questa mattina da il quotidiano Il Tempo di Roma a pagina 8. Concludiamo questo giro sui giornali a proposito della Lega, leggendovi un mini reportage abbastanza curioso che si può trovare a pagina 2 del Fatto Quotidiano, a firma di Lorenzo Giarelli, che è inviato a Bolgari, in provincia di Bergamo, per capire i malumori dei militanti nella provincia. Cotechino, birra e polenta, la rivolta del nord leghista, ora fa i conti con lo stracotto. Durante la Bolgerfest, la festa estiva del partito, tra le più conosciute in Lombardia, c'è molta curiosità. Nei prossimi giorni sfileranno dirigenti militanti, ma per il momento la polenta ha la meglio sulla politica. Stracotto d'asino soprattutto, raccontano. Sulla buona cucina c'è da credere. In un venerdì semi-autunnale di diluvi e vento forte si contano 6 paesi isolati solo in provincia di Bergamo. Qui ha tuonato fino al pomeriggio, ma guai, la Bolgerfest non si tocca. I critici del leader non mancano, ma nella Lega Profonda emerge anche un sentimento comune e in fondo antico. Davanti all'Orestricino, lo spiega Giorgio da Bergamo: sono in Lega dall'84, ovvero da quando era ancora solo Lega Lombarda. Io sono stato bossiano, maroniano e poi salviniano. Se verrà qualcuno dopo, cambierò ancora. Io sono leghista. Ma sta dalla parte di Romeo o quella di Salvini? Io sto dalla parte del partito. Poi vabbè, se ti devo proprio dire, mi manca Bossi. 2 famiglie hanno appena liquidato la pratica birra e grigliata, mai scontata, e nel gruppo un uomo è il più loquace. Io votavo Lega, ma adesso è tanto che non la seguo più. Non capisco come abbiamo fatto a farsi fregare così da Salvini. Non vuole presentarsi, del resto tirare da resa dei conti, meglio starne fuori. Ma c'è anche un bagno di realtà, in un certo senso degno del pragmatismo leghista vecchio stile. Uno dei volontari sta gestendo le prenotazioni, 150 alla prima sera, che durante la giornata poi crescono anche a 700 coperti, e spiega che qui le polemiche nazionali arrivano poco. Se tra le panche chiedi a 10 persone di questa storia di Romeo Salvini, sono sicuro che almeno 3 non sanno di cosa stai parlando. In ogni caso, qua nella provincia di Bergamo vince il Cotechino. Ciò non toglie che gli altri 7 siano il motore di un partito identitario. Fabrizio Sala, che è il segretario provinciale della Lega a Bergamo, tra i più convinti nella rivolta nordista, dice: noi abbiamo messo le proposte sul tavolo, adesso ci aspettiamo una risposta. Le province lombarde sono quelle che hanno avuto il coraggio di farsi avanti e far emergere il malcontento, ma credimi che è molto, molto diffuso.
Infine parla anche Giulio Vavassori, tessera Lega dal 1997, ma con un passato da comunista, da qui la famosa storia della costola della sinistra, citata ormai quasi 30 anni fa da Massimo D'Alema. Vavassori è bergamasco trapiantato a Brescia, fa parte di quelli di cui sopra gli chiedi di Salvini e tira fuori il diario degli errori. Quindi ora basta? No. Spirito militare. Io ero a Firenze al congresso, nessuno lo ha contestato. Poi esce a fumare Claudio, 30 anni, nessuna tessera in tasca, né Lega né altri. Ispirato dalle costine si fa carico della sintesi della serata. Qui può succedere qualsiasi cosa, tanto votano sempre tutti Lega. E quindi ora non lo so, vado a finire il vino Prosit. E questo è un curioso, per quanto ironico, articolo apparso oggi sul Fatto Quotidiano, ma che comunque rende un po' l'idea di quello che si pensa che i militanti pensano durante le feste popolari della Lega di questa estate. Prima di andare in pausa, facciamo un piccolo collegamento con quello che poi verrà dopo, per ritornare brevemente sulla storia delle banche, perché la stampa di Torino ci riassume qual è la situazione. A Monte dei Paschi di Siena può nascere un gruppo da 80 miliardi di euro, se ne parla a pagina 12, ma la borsa non ci crede. La Di Lovaio illustra al mercato la doppia offerta per Banco BPM e Banca Generali. Promessa cedola da 4 miliardi per creare un colosso europeo. Intesa valuta un esposto in taglio basso. Il deputato di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli afferma che non ci sarà lo spezzatino con Unipol, il governo non interverrà ma farà moral suasion, mentre invece a pagina 13 Alessandro Barbera e Gianluca Paolucci ci fa uno schema sulle alleanze, gli obiettivi e i rischi, quindi il gran ballo della finanza di Siena, la posta in gioco per i vari protagonisti del riassetto del sistema bancario. Qua i protagonisti quindi sono da una parte la Meloni, che ha detto in una recente intervista Milano Finanza di ritenere sbagliato lo spezzatino di MPS, e poi c'è lo stesso Salvini, secondo il quale il tema più importante è il rispetto della storia dell'autonomia e del personale delle istituzioni bancarie che sono tra le più antiche del mondo. E poi gli altri sono per l'appunto Luigi Lovaio, il banchiere delle imprese impossibili, che ha lanciato una doppia offerta su Banco BPM e Generali e che ha lasciato estremamente scettici analisti e operatori di mercato. Poi c'è Carlo Messina alla guida di Intesa San Paolo, con l'offerta su Monte dei Paschi diventerebbe anche il primo azionista di Generali, delle quali è il primo concorrente. E infine abbiamo anche Giuseppe Castagna, più volte prossimo al matrimonio con Monte dei Paschi, è rimasto spiazzato dall'offerta di Intesa, e in più si ritrova un socio ingombrante come i francesi di Crédit Agricole. E infatti l'ultima persona che viene presa in esame è Philippe Donet, più volte dato come prossimo all'uscita. Il manager francese guida le Generali da ormai 10 anni. Se l'offerta di MPS dovesse andare avanti, si eviterebbe un socio ingombrante. Questo quindi la situazione che viene delineata dal quotidiano La Stampa. Però ora fermi tutti dalla regia, perché c'è un nuovo stop momentaneo, e tra pochissimi minuti, dopo l'editoriale liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, che vi invito ad ascoltare perché parlerà proprio delle polemiche interne alla Lega, e al ritorno ci godremo un po' di sana musica di origine svedese. Però non preoccupatevi, non ci sono ABBA in vista. Voi non scappate via, perché del resto non sembra, ma stiamo tornando. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Va ora in onda Liberamente. Variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua.
Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi e quanta gente ci sta. Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, imperversa un genere giornalistico che ben conosciamo in realtà da tempo, che è il retroscenismo paraleghista, no? Cioè il perenne retroscenismo allestito su giornali e giornaloni nel 99% dei casi, diciamo, non amici da un punto di vista politico-culturale della Lega. Poi ci sono colleghi scarsi che scrivono di Lega con la stessa cognizione con cui chi vi parla potrebbe scrivere di microfisica delle particelle, colleghi bravi che hanno, diciamo, le loro fonti, che però sono sempre, diciamo, fonti contrariate, fonti in contrapposizione diciamo alla gestione corrente, fonti interessate, insomma, usate legittimamente dai giornaloni non amici. E questo è un genere che ormai imperversa da mesi, no? Complice il fatto che indubbiamente la Lega è un dato aritmetico ineludibile, non è nella migliore sua stagione, nella migliore stagione della sua lunga storia, il partito più vecchio e brutto, il partito presente da più tempo in Parlamento, rappresenta un patrimonio della politica italiana che viene sempre trattato con questo retroscenismo o interessato o fondamentalmente privo di vera cognizione della materia, ma interessato a spargere, diciamo, una sostanza non nobile dal ventilatore. Ecco, allora, di fronte a tutti questi retroscenisti ferratissimi che si esercitano ogni giorno, noi vorremmo portare due elementi che non sono di retroscena, sono sulla scena, sono lì da vedere, sono dei dati oggettivi e oggettivamente salienti da un punto di vista politico, che però nel retroscena collettivo vengono completamente edulcorati, completamente messi da parte, evaporano, trascolorano. E no, scusate, ma vorremmo rifocalizzarli, perché qualunque dibattito sul futuro della Lega non tenga presente questi due dati in scena, non del retroscena, oggettivi, è, come dire, nel miglior caso esercizio accademico oppure propaganda mascherata da giornalismo. Primo dato oggettivo. L'anno scorso, nell'aprile 2025, c'è stato il congresso della Lega, se non sbaglio, e mi sembra, chi vi parla era presente, Radio Libertà c'era, come sapete, l'ha raccontato in tutte le sue sfumature, in tutti i suoi interventi, in tutta la diagnosi politica che è emersa da quel congresso. Uno la può condividere o no, ma è stato un lavoro di politica vera, non di, diciamo, salotto o di convenistica. E in quel congresso, sono andato a verificare, e effettivamente andò così, non ricordo male, insomma, era la stessa realtà che frequentiamo oggi. Matteo Salvini fu confermato segretario su una mozione unica, ma per acclamazione, cioè per una spontanea adesione della platea in tutte le sue anime plurali che si erano ampiamente manifestate al congresso, tanto che chi vi parla ricorda un altro dato politicamente non irrilevante, cioè che l'intervento di gran lunga più entusiasta sulla necessità di rinnovare la fiducia al segretario era stato quello di Luca Zaia, allora governatore del Veneto, ma non allora 10 anni fa, un anno fa. Quindi un congresso in cui chi avesse voluto legittimamente poteva lamentare l'attuale agenda del partito, invocare la contendibilità, provare a prendersi il partito, mettere ai voti una mozione alternativa, proporre una leadership e un programma alternativo, la vita di un congresso, ma nessuno ha reputato di farlo, nemmeno, ed è un elemento di cronaca, non di polemica, tutti quei dirigenti macro, medio, micro, che invece in questi giorni acclamano a gran voce un congresso pochi mesi dopo il congresso appena tenuto. Ora va bene, a noi non piacciono i partiti diciamo di plastica, i partiti vetrina, i partiti liquidi, a noi piace la politica anche novecentesca nel senso migliore, però insomma un congresso è stato appena fatto, no? Tutti costoro potevano porre tesi e proposte alternative, non l'hanno fatto. E questo è un dato oggettivo in scena, non c'è bisogno di essere retroscenisti.
Il secondo dato oggettivo in scena è che mai come oggi la Lega è vicina a conseguire un risultato politico che ha a che fare con la ragione sociale, la genesi antropologica prima che politica stessa della Lega, ovvero la messa in discussione radicale del sistema centralista, del centralismo romano su cui è stato costruito il paese Italia, a discapito, seppur in modo diverso, dei territori produttivi tendenzialmente a nord rapinati con una leva fiscale fuori controllo, dei territori più in ritardo tendenzialmente dal punto di vista economico, tendenzialmente al sud, tenuti in questo ritardo da un assistenzialismo deleterio, dalla mancetta di Stato, il tutto nell'esclusivo interesse del ceto politico, burocratico, funzionariale romano. Questa cosa è il centralismo. La Lega nasce per mettere in discussione questa cosa e l'autonomia differenziata è il processo che ha più messo in discussione questa cosa, non nella propaganda o negli slogan, ma nella politica, con anche i compromessi fastidiosi della politica, i ritardi fastidiosi della politica, ma sta di fatto che il 17 luglio, come sapete, c'è stato il via libera in Senato alle nuove preintese tra governo e regioni del nord che intendono accelerare sul processo, Lombardia, Veneto, Liguria, Piemonte. In Lombardia il prossimo 26 agosto, tra pochissimi giorni, ci sono questa prima data importante in commissione, il 10 settembre nell'aula del Consiglio regionale ci sono in programma 2 appuntamenti importantissimi dove si darà il via concreto al processo di autonomia sulle materie contrattate da queste regioni, nella fattispecie le professioni, la protezione civile, la previdenza complementare integrativa, comparto perenne crescita, la finanza in campo sanitario, non quisquiglio pannicelli. In Lombardia, proprio, che è dove pare si aggirino alcuni sommovimenti o presunti mal di pancia, questo processo segna delle tappe importantissime a breve. E ci sono stati dei compromessi, certo, la Lega al governo anche con forze che attecchiscono anche in una certa cultura statalista di destra del Novecento, certo, ma la politica è questo, e da un punto di vista politico questa autonomia differenziata che sta camminando in Lombardia più che altrove addirittura è il miglior risultato conseguito in tutti questi anni di attività leghista sul tema dei temi per la Lega. Quindi va benissimo il retroscena, applaudiamo, ci abbeveriamo al retroscena collettivo. In scena ci sono 2 elementi non irrilevanti. Un congresso c'è stato un anno fa che ha confermato per acclamazione unanime l'attuale leadership. Una riforma sta camminando in modo palese nei territori chiave per l'istanza dell'autogoverno ancora di più, e questo è un altro dato oggettivo. Va bene avere il culto del retroscena, ma il retroscena non può mangiarsi la scena. Non dimentichiamoci questi 2 dati oggettivi. Grazie a tutti, a presto. Stai ascoltando Radio Manifesto lo specchio. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. A little love sent around, I'm out at you.
your mouth, can't you hear you talk too loud? No, I can't hear nothing 'cause I got my head up in the clouds. I fight off anything that I can chew. I'm chasing cars up and down the avenue, but that's okay. 'Cause it's easy once you know how it's done. You can't stop now, it's already begun. You feel it running through your bones. And you jerk it out. You know how it's done. You can't stop now, it's already begun. You feel it running through your bones. And you jerk it out. And you jerk it out. Sì, di nuovo qua in onda, in diretta su Radio Libertà con l'ultima parte della rassegna stampa di oggi e di questa settimana, rassegna stampa inguardabilmente a cura di Lorenzo Grossi, quando sono le ore 9:42, appena andato in onda Jack It Out, a firma del gruppo scandinavo i Caesars, anno 2002, nonché appartenente questo brano alla soundtrack ufficiale del gioco, il FIFA 2004. Il calcio che quindi fa un po' da trade union tra Vinicio Capossela e i Caesar. Del resto oggi ricomincia ufficialmente il campionato di Serie A, e quindi per chi fosse interessato vi ricordo che questa sera alle 18:30 ci saranno Udinese Como e Inter Monza, alle 20:45 Parma Cagliari e Genoa Napoli per quanto riguarda l'inizio di questa stagione 26-27. Domani invece 18:30 Venezia Lecce, Frosinone Juventus, e alle 20:45 Atalanta Sassuolo e Torino Milan, mentre è qua per la felicità del mio regista preferito Francesco, alle 20:45 Roma Fiorentina, mentre invece alle 18:30 ci sarà giocato già Bologna e Lazio. Detto questo, torniamo invece qua in diretta, come promesso, prima leggendo i vostri messaggi. Dunque, partiamo dal messaggio che ci ha mandato Marco, che si chiede: ma l'autonomia, si tratta della Lega per Salvini, De Roma traditore. E poi invece abbiamo Silvia che ci dice che la Lega ha sempre sostenuto l'autodeterminazione dei popoli da quando è scoppiata la guerra in Ucraina, però non ne ha più parlato. Non ho mai sentito uno esponente della Lega affermare con fermezza che il popolo del Donbass abbia il diritto di autodeterminarsi. E poi sentiamo invece un messaggio vocale che ci arriva, come spesso accade tutti i giorni, dal nostro amico Pietro. Penso che possiamo andare, giusto? Allora ascoltiamolo. Europa di qui, Europa di là, ma quando c'è da metterlo in quel posto l'Italia sono sempre tutti uniti, eh. Ci vorrebbe proprio Matteo all'interno per farsi rispettare un attimino. E allora adesso le ONG qui non sbarcano più, capito? Dato che voi ci mandate i dublinati, qui non sbarca più nessuno.
e ve le portate al vostro paese. E poi è un'altra cosa. Pucciarelli, ma parla un po' del tuo PD. Appena c'è qualcosa sulla Lega, fai giù i paginoni su Repubblica. Dai. Grazie ancora Pietro. Devo dire che però il buon Matteo Pucciarelli, che sì, sicuramente è un simpatizzante dichiarato di sinistra, ma umanamente posso assicurare che è molto, molto simpatico e poi vabbè, giustamente lui segue la Lega, quindi ovviamente si occupa di queste tipo di tematiche in questa settimana. Lui, come molti altri di quotidiani vicini al campo largo, si è tuffato, come dire, a bomba anche lui da questo punto di vista su queste piccole crepe che si sono aperte. Nel frattempo vi leggo anche i 2 messaggi che sono arrivati da Carmen. Il primo era: Romeo Fontana hanno dato la Lega e Salvini in pasto alla stampa, potevano evitarlo. Per me non hanno capito che il mondo è cambiato. Io sto con Matteo. E poi è sempre Carmen che invece dice: bravo Sallusti, condivido tutto, visione ampia, a proposito dell'editoriale che abbiamo appena ascoltato del nostro direttore responsabile. Pierangela da Milano ci dice che della disamina di Giovanni Sallusti condivide tutto, virgole comprese, e quindi direi che possiamo andare avanti. Attenzione, no, l'ultimo messaggio invece che ci arriva, ve lo dico subito, da Marco: il fenomeno Mister Felpa è riuscito solo a far rieleggere Mattarella. Bergamo nazione. Grazie sempre come al solito per tutti i messaggi WhatsApp che ci mandate. Fra 5 minuti esatti poi io vi aprirò anche le linee. Il numero di telefono ormai lo conoscete benissimo, è lo 02 92 94 7222. Però prima di dare voce ai vostri interventi in diretta, diciamo che se, seguendo il famoso detto, se Atene piange, Sparta non ride, o viceversa, mettetelo pure come volete, perché dentro il centro-sinistra si è aperto un nuovo caso, ovvero quello riguardante il WOC. E tutto parte dalle ultime dichiarazioni rilasciate da Giuseppe Conte, che a pagina 13 del quotidiano Il Corriere della Sera, lo possiamo vedere con un articolo a firma di Monica Guerzone, ci parla della mossa anti-WOC per smarcarsi da Schlein. Così Conte prepara la sfida della leadership. La sua è stata un'estate sotto i riflettori e i suoi parlano di una traiettoria chiara. L'allarme lanciato dall'ex presidente del Consiglio per il leader del Movimento 5 Stelle: non è con il WOC che la sinistra può fare giustizia. I temi, e quindi c'è un invito agli alleati a tornare a occuparsi di diseguaglianze, salari, lavoro e ceti popolari. Attenzione, perché questo tema del WOC, che riprende quelle che sono state le ultime dichiarazioni giunte dagli Stati Uniti d'America dalla democratica Alessandra Ocasio-Cortez, che per molti viene vista come la candidata presidente degli Stati Uniti alle elezioni del 2028. La Ocasio-Cortez aveva dichiarato pochi giorni fa che il WOC è stato un grande errore, così come se era stato affrontato negli Stati Uniti. E quindi si parla anche su Il Giornale. Chiedo alla regia se si può fare vedere in onda a pagina 10, che per l'appunto, con un articolo a firma di Giuseppe Alberto Falci: Conte ripudia il WOC e mette nei guai Schlein. C'è un dietrofront totale del leader dei 5 Stelle contro l'ideologia arrivata dagli Stati Uniti. Non offre risposte alle inquietudini dei sottopagati. Ci sono anche malumori al Nazareno, mentre la segretaria tace. L'avvocato del popolo lancia il suo manifesto e punta a coinvolgere tutti i cespugli dei moderati.
così a pagina 10 del giornale, e sempre nella stessa pagina c'è un commento da parte di Francesco Maria Del Vigo. Il titolo è "La sinistra piange sull'odio versato", molto molto interessante. Così, dopo la retromarcia planetaria della Ocasio-Cortez, che dopo anni di wokismo ora piange sull'odio versato, arriva anche il passetto indietro nostrano di Giuseppe Conte, ovviamente usato in chiave domestica anti-Schlein, ma al netto delle beghe interne l'inversione di rotta è evidente. Dopo un decennio abbondante il wok non tira più. Bastava mettere l'orecchio sul binario dei mercati per capirlo. Get woke, go broke. Gli investitori abbandonano per prima le navi ideologiche che stanno affondando. Noi, che da queste colonne da anni denunciamo la dittatura del politicamente corretto e di tutte le sue degenerazioni, non possiamo che esserne contenti, ma l'anomalia è che coloro i quali per anni hanno orchestrato la censura woke, adesso, a cadavere ancora caldo, fingono di non saperne nulla. Dai democratici degli Stati Uniti, dove tutto è nato, a quelli di casa nostra, passando per l'ex premier Grillino e la Repubblica, che del pensiero woke è stata una vera e propria casamatta. È tutta una gara a constatare il decesso di quell'espediente politico che da un decennio tiene in vita una sinistra a corto di idee, perché non si possono cancellare le impronte digitali dalla scena del crimine. Il wokismo è la prosecuzione del progressismo con i mezzi più subdoli e moderni della censura sociale e dell'intimidazione culturale. E da una parte all'altra dell'oceano il wok è stato il cavallo di Troia della sinistra più radicale. Parafrasando una nota canzone di De André, ora si credono assolti, ma sono lo stesso coinvolti. Questo è il commento a firma Francesco Maria Del Vigo, a pagina 10 de Il Giornale, in edicola oggi. E chi meglio di lui può esprimere tutto il suo dissenso nei confronti del wok, se non, eccolo qua, nella pagina 7 di Libero, l'intervista a Giuseppe Cruciani, che peraltro proprio su questa tematica era già stato intervistato pochi giorni fa dal nostro direttore Sallusti durante una puntata del Parlando Liberamente. E Cruciani, intervistato da Alessandro Gozzato, dice che ma quale retromarcia, ci stanno solo prendendo per il C, 3 puntini di sospensione. Il conduttore della Zanzara così si esprime: hanno capito che il politicamente corretto fa perdere voti. Tutto qui. Siamo malati di direttismo di uno Stato che deve legiferare su ogni esigenza. Basta. Gonzato appunto gli chiede conto delle dichiarazioni che hanno fatto scalpore dagli Stati Uniti della Ocasio-Cortez. Ha detto che la sinistra deve smetterla con le degenerazioni del politicamente corretto. Chi cazzo è la Ocasio-Cortez? Si chiede Cruciani, una deputata dem americana? Sì. Ecco, hanno capito che parlare di desinenza al femminile, dello schwa, continuamente di diritti, non ti fa guadagnare i consensi. Ormai siamo malati di direttismo. Ora anche in Italia provano a rimediare a questa situazione, ma non perché ne siano convinti. Seguono soltanto una deputata americana che prova a salire nei sondaggi. Gli viene chiesto: Conte se ne è uscito così per provare a distanziarsi dalle teorie LGBT e cosiddette inclusive della Schlein? Penso di sì. Sì, perché i 5 Stelle nascono con vaffanculo, che è la cosa più politicamente scorretta che ci possa essere. Poi si sono alleati col PD, che è il partito che ha portato il wok in Italia, mentre l'elettore 5 Stelle rimane sempre un po' quello del vaffanculo della scorrettezza. Il descamisato del Sud che vota Conte se ne fotte del wok e di quelle robe là. Probabilmente c'è un aspetto tattico nella sua intervista. Alla Zanzara lei dice di tutto, i tuoi ospiti perfino di più, siete gli unici, perché il motivo è che ormai tutto è diventato tribunale, qualsiasi controversia, pensa che quella di Ranucci e La Vitola, è un continuo ti querelo, ti faccio scrivere dei miei legali. Una volta le cose si risolvevano in maniera più semplice, con una discussione, oppure ignorando, dicendo ma sì, chi se ne fotte. Adesso è tutto cambiato, forse perché
ci sono un sacco di avvocati e quindi presentare una querela non costa più nulla. Ogni cosa, anche la più piccola, finisce davanti a un giudice. L'altro giorno leggevo di una showgirl che ce l'ha con una influencer, non ricordo più per quale ragione, però anche basta. Poi tutto questo tra il sero e il faceto, anche il suo compare David Parenzo ci sguazza, sì, anche lui ha questa fissazione. Abbiamo coniato l'espressione "ti porto in tribunale", David la usa spesso. Chiunque prova a portare via soldi a un altro per una frase, una battuta, per un semplice pagliaccio, coglione o imbecille, uno ci può rimettere 1000, 2000, 3000 €, finisce sempre ad avvocati. Una roba di una tristezza infinita. L'intervista comunque qua prosegue a pagina 7 di Libero, mentre a pagina 6 Pietro Senaldi ci dice che Conte scavalca Schlein, sinistra basta walk. Il leader dei 5 Stelle ha detto: una religione morale non può costituire l'ossatura ideologica di un partito. Giuseppi guida la campagna elettorale delle primarie, mentre Schlein è costretta a inseguire. In taglio basso Lorenzo Cafarchio ci espone e ci mostra tutto il bestiario della cancel culture all'italiana, da Laura Boldrini che si inginocchia in Parlamento alle battaglie contro la bianchezza, passando per l'imbrattamento della statua di Indro Montanelli e poi i deliri sullo Shva e su Cristoforo Colombo e tutte le statue che devono essere abbattute perché Colombo non era degno di essere iscritto nella storia, secondo appunto questi seguaci della cosiddetta cancel culture. Così i due paginoni di Libero. Mentre sul quotidiano Il Tempo, pagine sono quelle 10 e 11, entrambe nel ritagli bassi. Abbiamo da una parte Alessandro Greco che ci mostra come sentenzia in maniera chiara e definitiva: il walk è finito perché non porta più voti, ma i danni fatti restano e li paghiamo noi. Il progressismo globale in realtà è già pronto ad aggiornare il prodotto, come ben spiegato dal finto pentimento della Ocasio-Cortez qualche giorno fa negli Stati Uniti d'America. A fronte invece abbiamo Matteo Cassol che descrive la situazione e le dichiarazioni che sono state pronunciate ieri da Giuseppe Conte. L'avvocato del popolo si sveglia con 10 anni di ritardo e gioca a fare l'Ocasio-Cortez in pochette, ma Ellie è ancora più lenta. Conte anti-walk scavalca Schlein a destra, ma la sorpassa a sinistra sul pacifismo e così quindi saremo di fronte a pagina 11 del Tempo a un Giuseppe bifronte, se volete. Questi sono i due articoli che riguardano da una parte il walk in salsa americana e dall'altra parte quello tutto invece italiano. Infine, stando sullo scontro tra Giuseppe Walk sì, Giuseppe Walk, che è una bella crasi devo dire, ma volevo dire Giuseppe Conte e i sostenitori del walk, possiamo andare a pagina 8 e a pagina 9 della Verità, perché Adriano Scianca è sicuro che mentre Ellie si trova in vacanza, Conte diventa la figura, il leader anti-walk per scipparle la possibilità di guidare l'intero centro-sinistra. L'ex presidente del Consiglio scrive a Repubblica un vago pistolotto contro gli eccessi ideologici, di cui Schlein è emblema. E così, dopo l'Ucraina, anche qui è Giuseppi a dettare la linea. Ecco qua il ritaglio proprio della lettera che ieri Giuseppe Conte aveva inviato al quotidiano La Repubblica. Non è con il walk che la sinistra può fare giustizia. Quindi ce ne parla a pagina 8 Adriano Scianca su La Verità, mentre invece, e concludiamo così la rassegna stampa, Francesco Borgonovo ci aggiorna riguardo a quello che è stata sono state le abiure e le ipocrite e opportunistiche
la sinistra resta quella dei bavagli, si dice certo Francesco Borgonovo, il dibattito progressista sul politicamente corretto è strumentale. Censure e odio del pensiero plurale restano dominanti a quelle latitudini. Intanto chi denunciò le bugie di Hardway viene sospeso. E quindi chi darà la solidarietà? Adesso si chiede Francesco Borgonovo a pagina 9 del quotidiano La Verità, ed è l'ultimo articolo che abbiamo letto insieme per quanto riguarda questa lunga settimana. E quindi che dire, gentili ascoltatori, termina così la rassegna stampa odierna. Io ringrazio Francesco per la più che mai imprescindibile collaborazione tecnica e regia di oggi e di tutta questa settimana, ma purtroppo per te ci dovremo fare compagnia anche tutta la prossima settimana, ma passerà abbastanza in fretta. E grazie a tutti quanti voi ovviamente per il cortese e paziente ascolto. Vi invito a restare collegati qua su Radio Libertà, perché la programmazione prosegue immediatamente. La rassegna stampa tornerà lunedì 24 agosto, sempre alle ore 8:30 e sempre con il sottoscritto Lorenzo Grossi. E nel pieno possesso delle mie facoltà mentali pressoché inesistenti, vi auguro un buon proseguimento di giornata, un ottimo fine settimana, tantissimi cari saluti e mi raccomando, fate i bravi se potete. Ciao!